Heather McPallister. Conosce Claudio Sterpin? Certo, dagli anni 70. L'ha sentito di recente? Sì, guardando il cellulare posso dirle che mi ha chiamato in varie occasioni, alle 9:46 del 23 dicembre, conversando con me per oltre 40 minuti, il 25 dicembre alle 10:04 e abbiamo parlato per oltre 39 minuti. Il giorno di Natale ricevo una telefonata, compare il numero ma non chi è che chiama. Evidentemente qualcuno che non è registrato nella mia rubrica. Mentre scendevo mi ero chiesto, ipotizzano il suicidio, va bene, ma come l'avrebbe messo in atto? Quando alla fine del sentiero trovo Claudio in attesa, gli chiedo un parere. Nel tragitto ricordo che aveva fatto riferimento al fatto di aver parlato con Liliana e che la stessa le aveva parlato in modo generico di aver pensato alla possibilità di suicidarsi. Claudio mi aveva detto che Liliana aveva preso in considerazione di suicidarsi con i farmaci che suo marito teneva in casa